14 minuti di ritardo all'appuntamento. Solo chi non snazzica, chi non briga, chi non gira, chi non si agita non fa ritardo, chi non fa una mazza non può fare ritardo. E allora però comunque sia in questo caso l'interlocutore o l'interlocutrice è di sesso femminile. E allora arriverò 17 minuti di ritardo, Strauss. Mi fermerò. Una rosa bianca, così, senza cellophane, un pezzetto di carta argentata in fondo, tanto per non pungersi con i pungiglioni, con le spine, perché la rosa non sia spinosa ma sia gioiosa. Si aspetta la moto? Non si bravo, no? Se l'aspetta la moto. Avevo calpestato il laccio, mi ha fatto di questo, mi ha fatto girare la chiave ha chiamato. E allora, però me ne scendi, ti suona uno, un isterico, 0,8 secondi il suo disagio che gli ho provocato, per me non è reato, per me è l'ho coglionato, e allora ora mi fermo, compro la rosa e arrivo con 17 minuti di ritardo. Secondo te sto Mario, l'attenzione per tagli, fa la differenza. E clacson andrebbe dato dopo 5 anni che uno guida, se lo merita. Strauss, viva la vita, tutta la vita, ma secondo te sto male? Bella per te. Strauss.